È il turno dei puledri Maiden in questo pomeriggio incentrato sul Gran Premio della Vittoria, che vedrà le due seconde tris, la tris quarta e quinte. Ma adesso è il turno della terza, il premio Epifania. Sono in 9 al via, una corsa molto incerta. Un Ineo 3 anni, all'1 Circe LL, 2 Ciclone LL, 3 Clelia Dark, 4 Cherie F, 5 Coralie di Poggio, 6 Cimbro Gas. In seconda fila 7 Chanel dei Veltri, 8 Charlie Brown F, 9 Cosimo I, Cla. In chiusura favori per Clelia Dark in una corsa davvero incertissima. Autostar che entra addirittura, si ritrae dall'ala Cimbro Gas che col 6 decide di non far partenza, parte piano anche Coralie di Poggio. Problemi per Circe LL, si parte con Clelia Dark che va al comando nei confronti di Cherie F all'esterno. Lungo la corda c'è Ciclone LL, Coralie di Poggio che è all'esterno. Cerca posto lungo la corda Cherie F ma non lo trova. Cerca di fermare un po' Vincenzo Piscoglia l'Annunziata per trovare una posizione che però non c'è. Avanza all'esterno Cosimo I Cla che risale il gruppo, si va a portare a lato di Clelia Dark i primi 200 in 14,8. Clelia Dark in vantaggio nei confronti di Cosimo I Cla che attacca all'esterno, va subito a dare il parziale Sandro Miraglia che vuole sfondare, dopo 400 in 29,5 l'operazione riesce. Cosimo I Cla in vantaggio nei confronti di Clelia Dark, poi Cherie F che è scesa terza avanti a Ciclone LL, avanza allo scoperto Charlie Brown F, trascinandosi Cimbro Gas, alla retroguardia Coralie di Poggio che lascia alla corda Chanel dei Veltri, ha sbagliato numero Ciclone LL. 2 Ciclone LL 600 in 46,5 davanti alle tribune. Cosimo I Cla che guida 1,2 gli 800. Clelia Dark che fila il battistrada, Charlie Brown F che prova a risalire all'esterno, Cherie F richiesta lungo la corda, perde terreno, Cimbro Gas che impariglia ma sbaglia. Poi Coralie di Poggio e Chanel dei Veltri, il chilometro passato in 1,17,3 da Cosimo I Cla che è sempre in vantaggio nei confronti di Clelia Dark e Charlie Brown F, poi si avvicina a Chanel dei Veltri ai primi 3, sulla dritta opposta alle tribune prova la fuga Cosimo I Cla che fa un paletto in 15,1 ed è sempre seguito da Clelia Dark. Charlie Brown F che non riesce ad andare più in là a destra dell'allieva di Gennaro Casillo, Chanel dei Veltri che si è riaccostata ai primi 3, Cosimo I che è in vantaggio, Clelia Dark che ora vuole la destra libera, l'ultima curva passata in 15,5, è in vantaggio Cosimo I Cla, va di dentro Clelia Dark, al largo Charlie Brown F, Clelia Dark che va su Cosimo I, al largo Charlie Brown, Clelia Dark passa e vince nei confronti di Cosimo I Cla. Per il terzo c'è fotografia tra Chanel dei Veltri in open stretch e Charlie Brown F al largo. 37 la chiuda, 1:16,7 il ragguaglio cronometrico, il primo successo in carriera per Clelia Dark, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, il signor Mario Massaro, proprietario della femmina da Vivid Wise AS, e Olga LP, sorellastra dell'ottimo Vincent che conoscono bene nel nord Europa. Il successo di Clelia Dark, una lunghezza e mezza netta avanti a Cosimo I Cla che ha provato a giocarsela davanti una volta ottenuto il via libera dalla stessa Clelia. Per il terzo in open stretch dovrebbe essere Chanel dei Veltri ad aver avuto la meglio nei confronti di Charlie Brown F.